Mi sembra di conoscerlo sotto la mascherina, Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, oggi qui a portare A i saluti di una comunità di pesca grossa come quella di Porto Tolle, B come uno che qualcosa sul tema della pesca da dire ce l'ha. Eh sì, questo sicuramente. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Siamo a Chioggia, saremo anche città ospitante di questi stati generali, quindi a maggio anche Porto Tolle sarà protagonista insieme a Caorle, a Venezia e appunto a Chioggia, questi stati generali della pesca, un momento importantissimo per dare, non solo per protestare, perché l'hashtag come avete visto è salviamo la pesca, ma per salvarla servono anche delle proposte concrete e credo che possiamo dare inizio ad un lavoro importante anche attraverso quello che portiamo noi e portano i nostri pescatori. Voi avete anche delle problematiche specifiche che riguardano Porto Tolle, la vivificazione delle lagune, i problemi dei pescatori che non riescono a uscire in mare, no, problemi anche seri e locali. Eh sì, hai ragione direttore, infatti nel mio intervento che ho fatto prima al kick-off naturalmente si riguardava proprio anche questo, il fatto che per tutelare la pesca, quindi il lavoro, la dignità delle persone, servono anche infrastrutture, serve sburocratizzare quello che è poi gli interventi per la vivificazione ad esempio delle lagune, ma è quello che è, ripeto, un mondo che va tutelato dal punto di vista ambientale, ma per la tutela serve anche a tutela dei lavoratori. Porto Tolle fa parte integrante di questo distretto ittico Rovigo-Chioggia, avete imprese importanti non solo di pesca ma anche di trasformazione e tutto. Com'è la situazione della pesca in generale? Salviamo la pesca, ma da cosa? Salviamo la pesca da delle regole comunitarie che sicuramente la stanno limitando in quella che è la sua potenzialità e in quella che è la sua capacità, perché il nostro mare è completamente diverso da quelli del mare del nord e l'Europa purtroppo oggi è governata dai paesi nord europei che impongono alcune situazioni che qua da noi non possono essere uguali sicuramente a quelle che hanno nell'oceano, quindi nel nord Europa piuttosto che in Portogallo, in Spagna le questioni da noi sono ben diverse. La pesca sta attraversando un momento difficile, però è anche vero che i nostri pescatori sono stati bravi, hanno creato una vera e propria eccellenza. Porto Tolle ne è un esempio, soprattutto con l'acquacultura, ma anche con il pesce azzurro e con i prodotti veramente di pregio ormai riconosciuti a livello mondiale. Poi diceva anche prima Massimo Barbin con i suoi numeri, credo che siano veramente numeri importanti e danno risalto a quello che è un compartimento non solo veneto ma nazionale importantissimo. Ci vediamo a Porto Tolle? Sicuramente. Grazie sindaco. Grazie a te direttore.